Mi affascina la Prevzema me vera, ki postaja upanje. Carissimi amici, Dragi prijatelji, dragi sobratje, salezijanska družina, sodelavci, sodelavke, mladi. questa frase non è mia, Ta misel ni moja. di un vescovo vietnamita. To je misel vietnamskega škofa, ki je bil zaprt 13 let, od teh 9 let v samici. Isolato. Frančišek Xaver Nguyen Van Thuan, pravi mučenec za vero. Un martire giustamente per motivo della fede. E io pensavo, Mislim in verjamem, da je ta misel ob koncu tega leta 2020 tista, ki nam daje razumeti, kako lahko živimo ta božič in leto, ki ga pričakujemo. come possiamo vivere questo Natale e come vivere l'anno che aspettiamo. È vero che l'anno che abbiamo vissuto è stato molto difficile. Res je, leto, ki smo ga preživeli, je bilo izredno težko, to vsi vemo. Leto bolečin, leto izgub, leto velikih ekonomskih težav v družinah. To so res težki položaji. Molto pesante. E come parlare di Natale quando abbiamo vissuto tutta questa realtà? Kako torej govoriti o božiču, ko preživljamo vse to? Natale per noi, Seveda, vedno lahko govorimo o tem. cattolici, Božič pomeni za nas vernike, kristjane, katoličane, da prihaja Bog k nam. che si fa Bog, ki tudi danes postaja človek v svojem sinu Jezusu. all'uomo Je Bog, ki vedno hodi s svojim ljudstvom. e il Dio Je Bog, ki nikogar izmed nas nikoli ne zapusti, tudi v trenutkih bolečine, trpljenja, izgub. mai ci lascia. Anche nei momenti di dolore, di sofferenza, di perdite. Bog je z nami. Zato ob mislih na Božič in novo leto razmišljam, kako čim bogateje živeti globino in ponotranjenost naše vere, saj se zavedamo, da nismo sami. Una profondità Ob tem se lahko vprašamo, kako se soočiti z novim letom. Kaj lahko pričakujemo? perché dobbiamo sentire che non siamo soli. E allo stesso tempo dirci, nel nuovo anno, come possiamo affrontare le cose? Poglejmo z pozitivnega vidika. Pričakujemo lahko, da bomo zares skrbeli za stvarstvo. Creato possa essere preso molto sul serio, la cura del creato. Upamo lahko, da bodo kriki tisočih mladih zares slišani. Possa essere ascoltato veramente. Possiamo sognare con una realtà umana dove Po človeško lahko sanjamo, da bodo begunci sprejeti in bodo lahko zaživeli na človeški način. V tem letu po svetu tava 68 milijonov ljudi. questo anno sono stati 68 milioni di persone in movimento nel mondo. Possiamo pensare in una realtà nostra dove Upamo lahko, da bo naš pogled v globino človečnosti resnični uvid sočutja, usmiljenja, roka, ki se staguje k tistim, ki jo potrebujejo. a quelli che ne hanno bisogno. Ecco per quale cosa io dico Zato sem prepričan, da živeti Božič danes pomeni živeti globoko vero v notranji mirnosti. Vero, ki postaja upanje, sploh ko se oziramo v novo leto 2021. guardando specialmente il nuovo anno 2021. Chiediamo per tutti noi Prosimo za vse nas blagoslova, ki prihaja od Boga, ki potuje z nami. con noi. Buon Natale Blagoslovljen Božič in vse dobro v novem letu.